Se siamo riusciti a rialzarci in così poco tempo è perché siamo una grande comunità, tutti ci siamo dati una mano, dal volontariato organizzato ai civili, alle istituzioni. Questo è quello che resta, quando si parla di città resiliente probabilmente bisognerebbe portare questo esempio. Si lavora ancora a Feltre sul posto emergenza Vaia, i nastri di partenza e alcuni interventi strutturali, ma il lavoro, avverte l'assessore Adis Zatta, sarà ancora lungo e soprattutto oneroso. Premessa necessaria la presentazione del piano triennale delle opere pubbliche dell'amministrazione Perenzin, un lavoro ambizioso che sposa gli impegni del programma elettorale. Da una parte l'enorme lavoro per la valorizzazione del nostro patrimonio storico, artistico e culturale, quindi tutta la partita del centro storico per spingere a crescere sul turismo. Da una parte per contro abbiamo la mitigazione dei rischi, siano essi idrogeologico, sismico, quindi una grossa attenzione al dissesto idrogeologico, ma anche la sicurezza delle scuole. Abbiamo una grossa partita di investimento sulla mobilità dolce e quindi le piste ciclabili e quant'altro. 9 milioni e 300 mila euro per il 2020, 7 milioni e mezzo nel 2021 e quasi 5 milioni per il 2022. Sul piatto ci sono quasi 22 milioni per interventi che vanno dall'efficientamento energetico delle scuole di Vignui alla regimazione delle acque di Villa Paiera e Villa Bruna, la manutenzione straordinaria del Palaghiaccio, il terzo stralcio del museo civico, la riqualificazione di Piazza Maggiore e la sistemazione del Belvedere. Tutto questo senza contare gli effetti del post-Vaia, che hanno già attivato nel territorio comunale oltre un centinaio di cantieri e per i quali sono previsti nel solo biennio 2020-2021 altri interventi per 1,5 milioni di euro.